Nella sua relazione naturalmente ha parlato della vostra attività, però si è parlato molto di svendendo il territorio e questa è una cosa che l'ha ripetuta più di una volta. Perché secondo lei? Svendendo il territorio era un po' provocatorio nella volontà di dire che noi, essendo partecipi attivamente tutti i giorni a contatto con il settore primario nella logica delle cose è chi deve produrre cibo. Se noi deleghiamo o combiniamo tutte altre situazioni dobbiamo trovare un equilibrio all'interno anche di questo. Quindi pur nella strategia nazionale, perché la produzione di energia è importante, ma troviamo questo giusto equilibrio anche funzionale per avere dei prodotti sotto il nostro controllo, sotto la nostra gestione e soprattutto di garanzia di qualità. Ecco, un'altra cosa critica, anzi un'altra critica importante che ha fatto sulla scuola, qua siamo in un istituto agrario storico, però diceva la scuola sta preparando, questa è stata più una domanda, una provocazione, sta preparando dei professionisti e sta trasmettendo l'amore per la terra che è indispensabile per la vostra attività. La scuola è un elemento fondamentale per la riuscita delle persone nella sua formazione personale e scientifica. Gli amici della scuola, quelli con cui possiamo dibattere nella maniera corretta, lanciano dei messaggi che sono di aiuto sostanzialmente. Perché? Perché le difficoltà che attualmente sta passando la scuola, per vari motivi, non sta a me adesso andare a elencarli, ma sono veramente difficoltosi nella riuscita del loro prodotto, tra virgolette, che è la persona formata. Quindi bisogna aiutarli in questa fase, ma il messaggio era rivolto anche alla politica locale che avevamo presente in questo convegno. Quindi la scuola non va lasciata a se stessa, va integrata in un percorso e mi fa piacere che anche le reti degli istituti tecnici agrari e professionali del Veneto per buona parte ormai sono partecipi di una rivisitazione totale, possano partecipare attivamente a stretto contatto con i bisogni della vita reale che poi sta all'esterno, perché questo è fondamentale, cioè loro hanno un compito scientifico di formazione, noi abbiamo come tecnici, istituti e soprattutto collegi professionali il compito di avviarli alla professione. Faccio una domanda provocatoria. In questi attori che ha citato, Regione, il nazionale, la scuola, la vostra categoria, la Regione, qual è la catena debole secondo lei? Ma qui non è un problema di elencare il problema, cioè il punto fondamentale è quello che noi dobbiamo veramente fare sinergia fra tutti gli attori che lei ha elencato, perché ormai da soli non si può più fare, ce ne stiamo accorgendo nell'attività. Faccio un esempio banale, il medico di un tempo ti visitava, ti faceva la verifica della gola, del naso, degli occhi e quant'altro, adesso hai lo specialista. Quindi noi siamo consapevoli che bisogna specializzare i vari ambiti che determinano la produzione, la trasformazione, la gestione, ovviamente la scuola è l'aspetto scientifico, la regione è l'aspetto politico, ma i tecnici devono fare la loro nell'ambito delle singole specializzazioni e se manca qualche pezzo devono chiederlo a chi di dovere perché venga fatto. E c'è la volontà di fare questa sinergia? Ma certo, è per la nostra salvaguardia futura, se no altrimenti saremmo travolti.